Siamo con Torresed, capitano di questo Lollai. Oggi insomma una partita molto difficile col Posada, siete riusciti ad addrizzarla in qualche modo? Sì, è una partita difficile perché loro sono venuti all'Ollai per prendere i 3 punti. Anche noi siamo partiti per prenderci i 3 punti, ma è stato difficilissimo perché loro si chiudevano bene e ripartivano in contropiedi. Poi hanno trovato un gol su una punizione dove ci ha messo del suo anche il nostro portiere, perché è stato un po' deviata dalla barriera e quindi ha ingannato anche la sua deviazione. Però poi abbiamo avuto una bella reazione, ci siamo buttati tutti in avanti, abbiamo cercato di giocare più la palla. Abbiamo trovato il rigore finalmente con Secchi, che è riuscito a darci una mano perché è un periodo che non stava andando bene. Giocatore esperto, possiamo dire che l'ha confermato anche oggi. È esperto, ci ha dato una grossa mano perché stava venendo anche da un infortunio e quindi bisognava aiutarlo, e oggi ci ha dato quella cosa in più per riuscire a strappare almeno un punto da questa partita. Ecco Tore, tu che hai vissuto tanti anni anche a Gavoi, cosa significa giocare in prima categoria con l'Ollai e con la squadra del proprio paese? Traguardo irraggiungibile per il paese che siamo, per 1400 abitanti, giocare in prima categoria è un salto grandissimo. Poi la rosa è composta anche da 18 giocatori locali più 4 di fuori, quindi siamo anche contentissimi di questo. Stiamo rivalutando molti giovani, i fuori quota, ma anche gli altri hanno tutti 21, 22, 23 anni, quindi stiamo facendo un grosso lavoro, aiutati anche dal mister Pira che sta comportando benissimo. E poi dobbiamo salvarci, siamo lì, abbiamo tutto alla portata di mano, adesso dipende tutto da noi. Mancano 5 partite, quindi ci giochiamo quei 6 punti che ci bastano per salvarci. Quali sono i giocatori che ti hanno impressionato di più in questo campionato? Giocatori, tiriamo fuori Portorotondo che è un'altra categoria, poi a Bitti mi sono piaciuti il centrocampista centrale e l'attaccante. Calvisi e non mi ricordo il mediano basso, poi anche del Posada, il difensore centrale Gigi Kuntu, fenomenale anche dietro, Castriccato in prima sono scesi giocatori di categoria superiore sicuramente. Castriccato, poi c'è tanti altri insomma. Tanti altri comunque, ce ne sono molti, poi soprattutto davanti sono tutti forti. Certo. Manda un messaggio ai compagni per questo finale di stagione, per salvarsi cosa serve? Cosa serve? Rientrare il sabato sera perché hanno festeggiato ieri notte. È finito il carnevale, non c'ho più scuse. Ma ieri c'era un'altra festicciola, quindi hanno festeggiato anche ieri notte. Io mi escludo, però se facciamo le cose serie non ci dovrebbero essere problemi per salvarci. Certo. Benissimo Tore, complimenti a te che ancora insomma sei sulla breccia e dai la tua esperienza alla squadra, in bocca al lupo.